Buonasera cari amici, benvenuti. Buonasera. Buonasera. Siamo ancora il The Garden, Marietta Veneziano, ci siamo lasciati da poco e Sì, siamo presenti. in una diretta che non è mai partita. Sì, prima abbiamo fatto partire una diretta ma non è partita. Non però era in diretta. Ci siamo. Ecco, se volete fare domande sapete nome, data di nascita, codice fiscale, Targa, Italia, insomma tutto, targa, domanda DNA, tutto quello che formulata in volete. modo chiaro. Io ci credo, sapete, avete visto tutte le mie e ci credo e ci vuole. Se non avete la mascherina avanti non fate la domanda che potreste infettarmi. Ciao Pierluca. Ciao Pierluca, buonasera. Ciao Pierluca, grazie di essere anche qui con noi sabato a tenerci compagnia. Sì. Allora Ilde, inizia col pippone, via. Allora, intanto un caro saluto a tutte le persone che si sono collegate, anche se non hanno magari ancora commentato. Ricordo velocemente che se arrivate dal gruppo Facebook è bene che autorizziate StreamYard alla pubblicazione dei vostri commenti, molto semplice, perché lì dove vedete appunto la finestra della diretta dovete semplicemente cliccare su www.streamyard.com/Facebook. A quel punto vi si apre un'altra schermata dove dovete confermare l'autorizzazione. Questo permette ovviamente a noi di vedere il vostro nome e di salutarvi. Vale solo ovviamente per le persone che arrivano da Facebook, perché su YouTube evidentemente dialogano meglio e StreamYard riceve il nome utente. Dunque. E salutiamo la nostra Tiziana Luci, che ormai ci buonasera. conosce da più di 7 anni, almeno Marietta Veneziano il legato ci conosce Sì, più o meno. beh, magari a me da un po' meno, ma però ormai ci conosce da 7 anni. E siamo sempre qui con la Tiziana e Pierluca. Allora, ci siamo lasciati ultimamente e adesso siamo ritornati. Io però sono un old fashion, tengo sempre la mascherina perché tengo le distanze sociali. No, giusto? Sì. Quindi se voi fate una domanda mi raccomando mascherina, se no... no, vabbè. Tanto non vediamo se ce l'avete e poi però, anche se è a vostra discrezione. Per fare le domande, il solito nome, data di nascita. Sì, la domanda deve essere formulata in modo chiaro, dunque niente domande generiche o troppo dispersive e nemmeno domande cioè a doppia opzione, ma scegliete una domanda, formulatela bene e se la domanda dovesse riguardare anche un'altra persona dovete mettere nome e data di nascita di questa persona. Esatto, sì, non cancro, non nel senso che nel senso... No, tu Sagittario, va, no. Per esempio... Toro. No, toro, dico toro. Non lo so, L del cancro. No, L del cancro non rispondiamo. È una scia energetica troppo debole, dunque ovviamente non siamo in grado di darvi una risposta in questo caso. Però ci sarà tanta gente che non ci conosce ancora, allora iniziamo col pippone a spiegare chi siamo. Allora, il solito pippone. Allora, ormai sono tantissimi anni. Ormai sono più di 7 anni che il De Gare Marietta Veneziano propongono il sito del Capitano, che ha più di ormai 175.000 scaricamenti di PDF, no? Di download di radionica radiestesia e quindi chi vuole può scaricare gratuitamente, ci sono tante istruzioni e quindi è impossibile sbagliare, prova proprio di bomba. Poi abbiamo anche un'altra cosa, abbiamo nel sito, soprattutto per questi periodi un pochettino claudicanti, un po' di cioccolata, no? Diciamo che la gente si è svegliata dopo il Covid, dopo 2 anni di in un certo senso di pressione delle industrie farmacologiche e si aspettava la ripresa ed è arrivato il 300% di rincari e di aumenti. Quindi questo, in più molti ci contattano perché hanno paura di questa guerra che dilaghi oltre la Polonia, cioè scusate, oltre l'Ucraina, sono già andato un po' avanti, mi sono tirato avanti, no? E sapete anche che la Cina attaccherà Taiwan, però qui lo dico, qui lo nego, non andate a dire in giro che il Marietto dice queste cose. Beh, la situazione è un po' difficile, allora noi, no, da tanto tempo avevamo previsto queste cose qua e nel nostro sito abbiamo, come si suol dire, messo una sezione shop dove praticamente si possono acquistare dei prodotti, ad esempio questo muletto talismano sefirotico, è programmato per la difesa a più livelli, dunque ci sono ben 9 livelli di difesa e protezione.
del corpo fisico, dei corpi sottili, uno scudo anche da legami parassitari oppure altre operazioni magari di attacco occulto. Dunque esatto, sì. sappiate che è sicuramente un ciondolo di difesa, anche per esempio per il corpo fisico, no? La protezione da malintenzionati, da chi magari... Mi piace che fa le vocine di sottofondo. Allora, è sicuramente un ciondolo molto completo, perché comunque già di suo l'immagine dell'albero della vita ha dei significati nascosti molto importanti ed è collegato appunto alla propiziazione. Comunque non preoccupate che fra un po' gli dico tagliare, andiamo al prossimo. Allora, poi abbiamo anche i sigilli esatto, molti chiedono cosa sono, perché ce ne sono veramente tanti e hanno degli scopi precisi. Esatto. I sigilli nella ritualistica servono e coadiuvano nelle pratiche evocatorie. Stavi accecando col dorso delle sibille. Vengono utilizzati per le pratiche evocatorie, perché servono, è come fosse un simbolo stabilito e pattuito tra entità e mago. Ovviamente la tradizione ci tramanda da millenni questi simboli, quindi è opera dei primi che hanno ricevuto queste conoscenze aver stabilito appunto questi accordi di contatto. E chiaramente i sigilli cosa fanno? Permettono alla persona per la quale sono stati consacrati di entrare in contatto con queste entità. Ovviamente sono diversi gli ambiti di competenza sigillo per sigillo, e quindi è importante anche individuare quello che è più adatto. Ad esempio i sigilli salomonici si prestano benissimo per riequilibrare, compensare quelle che sono le difficoltà del tema natale. Per esempio, se abbiamo dei pianeti afflitti, degli aspetti planetari difficili, o magari che pesano su qualche particolare casa, settore o area della nostra vita, allora i sigilli possono rettificare o correggere questi influssi planetari, quantomeno migliorarli, e nel tempo dare quelli che sono benefici di una posizione planetaria favorevole invece di essere sfavorevole. Esatto. Mentre, ad esempio, abbiamo anche i sigilli di Mosè. Esatto, e qui bisogna capire bene chi era Mosè, perché Mosè non era solo un mago, era anche un generale, e visto che stiamo attraversando un periodo importante, insomma, era un pezzo da 90, no? Diciamo, ed era anche un profeta, oltre che essere un mago. Puoi pure andare avanti. Mosè ha sicuramente lasciato moltissimo, oltretutto per la tradizione cabalistica è l'autore riconosciuto dei 5 libri che aprono la Bibbia. Dunque il Pentateuco è opera di Mosè, lascito di Mosè, che è sicuramente, come dire, un testo molto molto più profondo, molto più importante di quello che possa sembrare, perché all'interno contiene dei codici particolari. E nella storia di quello che fece Mosè ci sono anche numerosi prodigi che lui ha compiuto per il tramite di queste tavole. Quindi ci sono, come dire, tavole di diverso tipo di Mosè, che comunque appartengono sempre alla tradizione cabalistica, poiché lui è uno dei primi a cui fu trasferita questa conoscenza, e da cui discende poi anche la tradizione salomonica. Però andiamo avanti perché poi noi dobbiamo anche capire che non abbiamo solo questi servizi, facciamo riti propiziatori per le ditte, per persone, insomma per quant'altro, e poi al martedì sera facciamo le pulizie per chi si è fatto vaccinare, e anche al venerdì sera facciamo le pulizie. I riequilibri generali, bene. Sì. E invece per chi vuole conoscere la nostra Hildegarda, sapete che potete contattarla in privato con 20 euro, 45 minuti, il numero è qui sotto che scorre. Esatto. Bene, iniziamo subito con le domande, perché sento che c'è già
Allora, mi raccomando, per esempio, visto che c'è la domanda di Daniela, sì, no? la domanda di ha Daniela. messo il suo nome, ha messo la data, però è stata molto generica. Esatto, se ci Daniele, sono novità in amore, esatto. è un po' debole come domanda. Esatto. Cioè, dovresti allora, quantomeno dici se sei sposato, divorciato, se c'è già separata qualcosa, o c'è già qualcosa, insomma, se c'è Daniela, qualcuno, se non c'è nessuno, se sei cioè qualche indicazione devi darci qualcosina di più, Dani. Devi darci cominciamo qualcosa. a rispondere magari a Abbiamo anche la nostra Cinzia. Cinzia. Bene, sì, brava. Cinzia, ti leggiamo benissimo, guarda, un poster, sei un poster, benissimo. Sì. Bene, dai, via una domanda fatta bene, come ad esempio di Mara. Di Mara, Mara rispondiamo a Pontello, Mara. vedo che c'è tanta canapò. Buonasera, il De Marietto. Chiedo se nel mio circondario ci sono persone maligne e nocive. Mi sento come se fossi assediata da persone arrabbiate o è solo una paranoia? Mara, 22 febbraio 87. Beh, vediamo allora. Vediamo ha descritto molto bene il circondario, sì. che potrebbe essere il quartiere, il palazzo, sì, vabbè, le persone intorno a lei. Va bene, e poi vedi, lei non ha capito che ho fatto la dieta, mi ha ancora detto grande. No, sono a dieta, ho già perso 10 kg, vabbè, dai, via, andiamo. Allora, bene, Mara. La Mara, vediamo cosa c'è intorno a lei, se sono sue preoccupazioni o se effettivamente ci sono c'è qualcuno nocive. Che lavora dietro le quinte per fargli qualcosina che non è cattolico. Ecco. Beh sì, anche i cattolici non scherzano. Via. Esatto. Vediamo un po' il taglio. C'è qualcuno che sta lavorando in segreto, Mara? Cioè non è che ti stai sognando le cose, guarda un po', cosa diresti? Ma io direi addirittura, visto che la carta del dottore parla di aiuti, sembra che magari siano più persone in accordo fra loro. Sembrano quasi due persone che in modo segreto... Adesso vediamo dalla stessa, Dai, però c'è già un po' di tensione. C'è qualcosina, Mara, c'è qualcosina. Sì. Un po' che ora poi le rinquadriamo meglio. Vediamo un po' e vedo che lei Mara, non è che sono tutte non sono fantasie, ma è per caso successo qualcosa? Perché sembra che tu ti sia riavvicinata a delle vecchie conoscenze, probabilmente. Vedi, c'è un'indicazione nella linea del passato, come se sei tornata magari a frequentare vecchie amicizie o persone che magari erano già nella tua vita nel passato, e che però voglio dire, dice falsità, dunque un po' o per opportunismo o per ipocrisia, diciamo, insomma, non con le migliori premesse, però è ripartito, diciamo così, una serie di cose da fare con loro. Sì, bravissima, grazie. Scusa, sì, bravissima, bisogna mettere in evidenza, bene. Esatto. Grazie. Allora, come vedi, in questo momento c'è un po' invece un senso di essere nuovamente ferma, o forse qualche amica un po' meno partecipe, meno presente. Al presente vedi che c'è questa carta della prigione, tu cominci a percepire un senso di isolamento, però diciamo che non è neanche una percezione, è proprio un blocco. O qualcuna non ti scrive più, magari come avveniva prima, cioè vedi un qualcosa, però non è ancora tutto fermo, non è fermo del tutto, solo che le carte continuano indicando che devi fare un po' di attenzione al futuro prossimo. Esatto, ma allora potresti avere dei sospetti su una di queste persone che conosci, che potrebbe avere già famiglia o essere una donna separata o avere figli. Comunque figli, una donna, esatto, una donna che ha almeno tra i 30 e i 40 anni. Sì. E diciamo che questa situazione ti peserà a maggior ragione perché porterà all'allontanamento anche di una persona che era ancora più cara per te, perché c'è la carta, vedi? Lei non li vede. Non le vede perché c'è la domanda in sovraimpressione. Allora te la togliamo. Magari la togliamo, ecco, vedi che c'è il domestico e poi c'è il vedovo. Dunque, effettivamente, per situazioni che a te sfuggono, vedi che ti lasciano solo sospetti, si stanno allontanando delle persone. Dunque, probabilmente sono persone che sono comunque manipolate. Sì. Se guardiamo l'esito, effettivamente... Vedi? Una nemica che è gelosa. Ah no, non lo vedi.
Vedi qua, l'esito è importantissimo perché c'è qualcuno che sta lavorando. In ogni caso, dalla risposta alla tua domanda, non sono sospetti, mentre qui c'è un po' più un sospetto che una conferma, qui hai la conferma, che una persona ti ha attaccato alle spalle e magari ha causato tutta una serie di cose che andrai a vedere. E molto probabilmente una donna con dei bambini. Devi attenta. Stare attenta Mara, che effettivamente è un po' cattivella quella persona lì. Tiro su, siamo. Tira su. Così mamma mia, guarda, accecati dal sole. La nostra Cinzia, abbiamo il sole in abbondanza. Sì, io lo sapevo che devo tirarlo giù di più. Allora, abbiamo un po'. Allora. Vabbè, però è importante che tu abbia messo una specifica, perché se poi vediamo più figure dobbiamo anche capire. No, stiamo parlando con la Daniela, sì, perché scusate, gli altri non capiscono. Infatti. Allora, quando fate le domande, visto che sono gratuite e via dicendo. Sì, se no ci chiamate in privato. Se no ci chiamate in privato, perché sennò facciamo perdere tempo anche agli altri. Quindi deve essere ben precisa. Noi in amore come va? È così, esatto. Vi possiamo dire quello che volete, ma se c'è già un'altra persona che è impegnata, è meglio dirlo, perché poi magari si vedono delle cose, siamo lì 2 ore a cercare di spiegare. Bene, allora, andiamo avanti con la nostra Cinzia. La Cinzia, vediamo se ho fatto la domanda giusta. Allora, 22 settembre 76, vorrei sapere se entro la fine di questo mese Rino, 7 febbraio 52, mi cercherà di più. Vedi? Allora, chiarissimo, però Cinzia, se ti però Rino, questo Rino, perché i Rini bisogna sempre sposato Rino, scusa se chiediamo queste cose, ma magari poi si vedono donne ufficiali oppure si vedono altre figure. Se no non si capisce se la signora di sotto che ti porta l'insalata o il broccoli, i piselli. Beh. Colgo l'occasione di salutare la signora Nina e ringraziarla tantissimo, che ci porta sempre tantissima verdura. Dai, andiamo con la Cinzia. E Cinzia, tienici aggiornati. Allora, vediamo un po'. Separato, brava, okay, ha scritto è presente, dunque bravissimo. Allora, lui è separato e tu chiaramente sei. Lo aspetta. Quindi vediamo un po'. Comunque, se anche tu sei in coppia o scrivilo, grazie. Va bene, andiamo avanti. Ok, vediamo se sto signorino. Esatto. Serino la cerca di più entro la fine del mese. Quelli con il nome Rino, insomma. Rino? Insomma, mannaggia, eravamo partiti con questa allegrezza al cuore. Mannaggia, queste carte, non ho coraggio di dillo tu. Dillo tu che ho il Covid. Allora, potresti, 2 cose. Intanto vivere forme di frustrazione o di dispiacere legato a questo flirt, magari che non è molto chiaro, ma la cosa peggiore potrebbe essere che lui si sbarcameni fra più situazioni. Già. Se non sei tu che stai, però, visto che la domanda la poni tu e il dispiacere sembra femminile, no, sembra rispondere a lei, dunque è possibile che magari c'è una distrazione di lui, ma vediamo la stesa, così vediamo la stesa, cerchiamo di capire Storino se... Esatto. Che carte. Dovrei fare un'assicurazione sulla vita con certe carte, perché per gli spaventi. Andiamo avanti, vediamo un po'. Vediamo un po'. Allora, Cinzia, sono carte un po' pesanti, perché questo Rino mi sembra che non venga accompagnato, anche arrivi con dei problemi. Mamma mia. Allora, intanto c'è una situazione nel passato che sicuramente riguarda... Scusa. No, scusa, mi è scappato. Sì, va bene. Allora, sicuramente Cinzia, la situazione del passato, almeno per me il 90% riguarda te. È un rimpianto forse di un altro uomo più giovane di Rino, infatti compare il domestico, dunque o Rino ha perso qualcuno a lui molto caro nel passato, però diciamo che sembra più che tu abbia visto nella presenza di Rino un modo per ripartire, no, nella tua vita, ricominciare da capo. Però devo dirti che lui sarà anche separato,
ma qui si vedono liti furibonde con la ex moglie o con chi che sia, c'è una donna che però è nella cerchia delle persone. Aggressiva e pericolosa. Esatto, e dunque lui non è tanto slanciato, ok? O percepisce te come una persona che magari chiede e potrebbe viverti come una forma di pericolo, ma per me riguarda quell'altra donna, non te. E però questo causa come dire, una sua lontananza, un suo farti attendere. Dunque io non vedo nell'immediato, perché questa è la linea del presente, un maggiore slancio. Allora, non c'è questo entusiasmo, Anche nel prossimo periodo, diciamo nei prossimi giorni, visto che lei ha dato il limite della domanda entro il mese, dunque nei prossimi giorni magari le tue attese, le tue aspettative spesso creano nervosismo, non sembra che spunti nulla di che, potrebbe anche essere che ti fa giusto qualche messaggio mordi e fuggi e dunque ti dà quella sensazione, ti turba, no? Ti dà quel pensiero che magari ci possa essere altro. Dunque c'è la carta della gelosia che sembra comunque creare una serie di anche incomprensioni. Però secondo me poi effettivamente un maggiore slancio si vede. Sì, si vede un entusiasmo. Si vede come un inizio che ti dia soddisfazioni e lui con la carta dell'amante sembra proprio più partecipe. C'è qualche piccola scintilla. Esatto. Dunque, questo potrebbe farti pensare che insomma c'è un qualcosa di positivo, però io purtroppo non lo vedo molto fermo, non è la carta della leggerezza e del dispiacere, sembra un po' volubile nel suo interesse. È un pochettino claudicante. Dunque sì, c'è una parentesi nell'arco del mese dove effettivamente, no, dopo messaggi furtivi è attesa quasi con rabbia da parte tua, lui poi si slancia. Ma come si slancia? Perché abbiamo definito il mese e ti fa magari pensare che c'è un qualcosa che comincia a nascere, che comincia magari a essere più solido, in realtà poi ti accorgi lontano che sembra che arrivano brutte notizie. Esatto, arrivano notizie da lontano e lui che non ti dà più queste conferme, ti dà quel senso di incertezza, di precarietà. Sì, anch'io la vedo un po' così, è un pochettino un rino claudicante, non è proprio un rino vistoso. Però lui nel presente è bello martellato. Sì, deve avere quei problemini Rino che insomma non è proprio una cosa facile. Insomma, anche lui, poverino. Poverino. Scusate. Allora. E non abbiamo ancora bevuto. No, non ho resistito. Va bene. Andiamo avanti, Cinzia, comunque tieni duro e sai che noi siamo sempre qui lunedì per le live gratuite alle 21:15 18 sempre su questi canali. Mercoledì Marietto e 21:15 venerdì il Degane e se no in privato. Esatto. Andiamo avanti. Giuseppe che ci saluta. Ciao Giuseppe. E poi la Cinzia ci dice che torna tutto e il nostro amico Giuseppe ci saluta. Ciao Giuseppe, noi ci siamo, grazie caro. Ciao Stellina. Allora, finora abbiamo risposto persone nuove, ovviamente fa tanto piacere, continuiamo. Andiamo con la Daniela che è una cara amicizia, no? E vi ricordo che poi ha fatto un'aggiunta al nostro Deni. Ha aggiunto. Cosa ha aggiunto la Deni? Che lei sta frequentando appunto una persona impegnata. Però vuole sapere appunto se arriva altro. Okay. Controlliamo subito se arriva altro. Bene, vediamo un po' per la nostra Daniela. Se arriva altro. Intanto Daniela dacci un segno se ci sei. Se ci sei Dani, dacci un segno. Vediamo un po'. Sembra che ci sia un ritorno, Daniela. O è un nuovo incontro. Sì. O si incontrerà con lui, con questo. Vabbè, vediamo. Andiamo in dettaglio. Andiamo in dettaglio. C'è la nemica qua. Però lei parla di nuovo incontro. Vediamo un po'.
secondo me la Daniela è ancora un po' troppo innamorata dell'altra persona. Ma io penso di averle già detto questa cosa, perché non è neanche la prima volta che mi fa sta domanda e continuo a vedere le stesse carte. Se lei non chiude con questo, e che non lo fa perché ha paura di restare sola, non permette a nessuno di avvicinarsi. Perché questo qui, vedi, è un pochettino... Lui è un furbetto. È un furbettino, fa anche delle... Sì, si slancia, è prestante, però poi dice tutto fatto... contrario di tutto, e poi vediamo qua che... No, è che usa a sproposito delle responsabilità che in realtà... Però Daniela è forte, non è che c'è... però è innamorata, È quello il problema. Daniela, le novità non è che non... Secondo me potrebbero anche arrivare. arrivare. La nostra Dani, ci dice che ci sono. Però vedi, purtroppo Daniela, lì purtroppo è una cosa pesante. Devi tagliare quella situazione là. Ma tu aspetta te. Sì, perché sembra... La persona ti racconta quello che vuole, guarda qua, ma il problema... guarda come se la racconta. Esatto, ma poi il problema è che tu sei una donna forte, perché si vede che sei costante, però sei inchiodata su quella... il problema è che è costantemente inchiodata là. Sì. Molto probabilmente potrebbe arrivare qualcuno, ma finché non chiudi quella porta non se ne può aprire un'altra. Esatto. E questo è il problema. E vedo anche già che ci sono state, guarda, discussioni per rivalità, perché lui comunque, vedi... Viaggi anche. Ma anche, o forse perché frequenta ma anche più persone, cioè comunque vedi una frequentazione con... Non è neanche la carta dell'allegrezza al cuore che magari fa il farfallone, proprio tante, cioè chiacchiera con un po' tutti, e però il problema è che c'è una situazione che continua, e anche se stiamo guardando te, in realtà si vede che sei ostacolata e frenata, perché comunque hai delle aspettative da parte di... Guarda, poi c'è questa persona che te le racconta e che si nasconde, cioè ti racconta, vedi che ci sono delle chiacchiere senza costrutto, e poi c'è questa carta del sacerdote come se fosse una responsabilità. Allora, da una parte dunque c'è lui che magari si nasconde dietro delle responsabilità che ha, ma non è del tutto vero, sono cose che spara lì. E poi c'è un'altra cosa, potrebbe anche arrivare un uomo più grande. Capisci? Il problema è che magari tu non lo riesci a vedere, capito? Perché sembra che ci sia quest'uomo più grande che ti guarda. Ma sei tu disinteressata e confusa, dunque... Sembra quasi che se non tagli questo cordone ombelicale non possa nascere qualcosa di importante. E Daniela, sta risposta io ho la sensazione di avertela già data, dunque per favore cambia domanda. Cambia domanda, portaci un nuovo nome di una persona. O chiudi questa persona. Chiudi. Sorprenditi, prova a vedere che magari abbiamo avuto ragione da mesi a dirti queste cose. Bene, cari amici, abbiamo fatto la nostra 28 minuti, mezz'ora, perché adesso chiudiamo. Sì, ricordo tutte le persone che hanno posto la domanda e a cui non abbiamo avuto tempo di dare la risposta, che comunque torniamo lunedì alle 21:15, il Marietto mercoledì alle 18, io nuovamente venerdì alle 21:15, e poi siamo comunque presenti per consulti professionali. Sì, certo, se vedete sotto il numero di Ildegada non ci siamo, 20 euro 45 minuti. No, se fosse stato il contrario sarebbe... Va bene, ok, ciao Dani, un caro saluto a tutti, buon fine settimana.